partera per mare in giro per i comuni del nostro bellissimo Veneto, in cui abbiamo ospite Alessandro Crivellaro, sindaco di Breganze. E ora, sindaco, quali sono robe belle da vedere a Breganze? Beh, su questa domanda sono sicuramente un po' di parte e se devo illustrarvi quelli che sono i motivi, le ragioni che possono spingere qualcuno a visitare Breganze o anche un semplice curioso a recarsi qui, posso citare diversi motivi. In particolare, se uno passa per caso a Breganze o decide di raggiungerla, sicuramente il punto di partenza della sua visita deve essere Piazza Mazzini, dove svetta imponente con i suoi 90 metri d'altezza la Torre di Edo, il campanile che con appunto la sua altezza è la terza torre campanaria più alta del Veneto. Le visite a questo luogo sono possibili anche grazie alla presenza di un folto gruppo di campanari, giovani ragazzi che hanno deciso di riprendere questa tradizione e che tengono aperta appunto questa torre per le visite durante alcune domeniche del mese. Vi sono poi le già citate colombare, questi antichi edifici che sono sparsi e si trovano su tutto quello che è il territorio del comune. Breganze è anche sede di 3 musei. Due di questi, il Museo del Maglio e l'antica Officina Radin, celebrano quelli che erano degli antichi mestieri che venivano svolti in questo comune e che riguardavano soprattutto la lavorazione del ferro, mentre il terzo, il Museo Moto Laverda, è una collezione privata che vuole celebrare e rendere omaggio al brand Laverda, del Moto Laverda, che rappresentano una delle eccellenze del nostro territorio. Ma Breganze non è solo terra di musei o ricca di storia, ma rappresenta sicuramente anche un vivace centro enogastronomico. È per questo che sui cartelli che segnano l'ingresso al paese si trova la dicitura Breganze è terra del torcolato e del toresan. Ecco, il vino e i toresani, dei colombini allo spiedo, sono sicuramente due delle eccellenze enogastronomiche che chiunque venga qui nel nostro comune può degustare, magari al termine di una delle passeggiate che si possono effettuare su quello che è il nostro territorio. Quali sono gli appuntamenti che rende Breganze speciale? Breganze è sicuramente un centro dinamico, oserei definirlo frizzante, e questo non solo per la presenza del Vespaiolo, che è un vino tipico che si può degustare proprio in questa località. È reso frizzante e dinamico soprattutto dalla presenza di numerose associazioni che attraverso tanti volontari e tante persone consentono l'organizzazione veramente di un elevato numero di eventi. Si parte già con la terza domenica di gennaio, in cui vi è la prima del torcolato, un evento davvero imperdibile che non solo unisce tradizione a quello che è uno dei prodotti tipici, quindi il vino, grazie alla spremitura dell'uva che è stata fatta appassire per ottenere il torcolato, che forse è il prodotto che più ci rende famosi non solo in Veneto ma anche a livello nazionale e mondiale. Dopodiché, nel mese di febbraio, il Comitato San Valentino di Mirabella organizza i festeggiamenti di San Valentino che culminano in quella che è la Marcia dell'Amore nella domenica dei festeggiamenti. A maggio l'appuntamento è con il Maggio Breganzese, un evento che viene organizzato ogni anno dalla Proloco, in cui è possibile degustare sia gli ottimi vini della DOC Breganze ma anche i toresani cotti dall'Accademia del Toresano. Dopodiché, nella parte estiva si ha soprattutto la Sagra del Carmine a Maragnole, che viene organizzata dalla Proloco di Maragnole nel mese di luglio e in cui appunto è possibile gustare soprattutto dell'ottimo pesce, mentre ad agosto si hanno con le notti del vino la celebrazione di quelli che sono i vini migliori della DOC Breganze, sempre organizzato la dalla Proloco ma anche in collaborazione con quello che è il Consorzio di tutela della DOC Breganze. E infine la ricca agenda breganzese si chiude nel mese di novembre con l'antica fiera di San Martino, che è un appuntamento in cui associazioni e anche enti si uniscono per una grande festa che vuole in particolare celebrare storia, gusto e tradizione. Ringraziamo Alessandro Crivellaro, sindaco di Breganze. Grazie davvero a tutti voi altri per avermi ascoltato e per aver un po' ascoltato quella che è la storia delle Breganze e le sue più importanti tradizioni. Un ringraziamento speciale lo faccio ai canaglia per l'invito e l'opportunità che mi ha dato di parlare delle Breganze e nient'altro, mi vi aspetto qua perché a Breganze si trova sicuramente tanta bella gente e se anche aveva mai, ciò, bevi un giusto de vin, mangia un toresan e torna a casa con la panza piena e tutti contenti.
E ni altri, se sentimmo a settimana prossima con Garangheo e il Veneto Esebeo, e vi auguro un buon proseguimento di giornata e di settimana con la musica e i programmi del Veneto Radio. Un ciao dal Canaia!